ora in onda Potere al Popolo. E ragazzi, si ritorna da studio, Sammy Varin, Radio Libertà, buongiorno. No, stavo controllando che hanno anche caricato su Spotify l'extended version della canzone Padroni a casa nostra, E io vi invio anche il video, però, vuoi mettere? Ragazzi, stiamo pompando per bene. Di cosa sto parlando? Se mi avete seguito prima lo sapete, altrimenti... c'è questa canzoncina carina che dice Padroni a casa nostra, che ricorda la manifestazione di sabato scorso in Piazza Duomo, che sta girando sui social e che è richiestissima. Ti dico, già dopo 10 minuti che si era conclusa la trasmissione mi scrivevate dicendo: Sammy, dove posso trovarla? E siccome io, guarda caso, ero proprio dietro che ci lavoravo, e quindi mi sono premurato di farvela avere in assoluta anteprima, di trasmetterla su queste frequenze. Abbiamo anche il video che ricorda il successo di questa grande manifestazione della Lega e dei patrioti europei. Se lo volete ricevere basta scrivere al 340 67 09 659. Lo sto inviando a centinaia di persone, come al solito poi ve ne arriverà 1, 2, 3 perché sbaglio, sappiate che su Spotify i giovani della Lega hanno appena messo anche la versione estesa, l'extended version di questo pezzo, pompa pompa. Chiaramente fortino, ma abbiamo voluto essere fortini anche noi una volta tanto. Adesso torniamo normali, si fa per dire, non ci sono notizie ultima ora, se non certamente aspettare cosa succederà nello stretto di Hormuz. Accordo con Teheran o ripartiranno i bombardamenti? Siamo fermi a questa frase di Trump, ma secondo il New York Times oggi a Islamabad ci sarà una delegazione iraniana con Ghalibaf. E poi certamente, tornando in Italia, il decreto deve cambiare l'Alto Là del Colle su sicurezza e remigrazione, scrive oggi il sito del Corriere. Stiamo a vedere cosa succederà con questo decreto che scade il 25 di aprile, che non piace ai piani alti, chissà come mai, e quindi bisognerà aggiustare qualche cosa, bisogna capire quanto ci sarà da aggiustare e quando. Intanto però ci fermiamo perché c'è il Qui Parlamento, qualche minuto in collegamento con Stefania Pucciarelli. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi senatori, Governo, Sottosegretario Molteni. Direi che se non fossimo sicuri di essere nell'aula del Senato potremmo anche pensare di poter essere su Scherzi a parte, perché prima mi spiace che in questo momento stranamente Renzi non è in aula, ma vorrei replicare alle accuse che ha fatto nei confronti del governo sul tema dell'immigrazione. Ebbene, il governo Renzi ha due record ancora imbattuti sul tema immigrazione, perché ha il record degli sbarchi proprio nel 2016, ma ha anche il triste primato di quelli che sono stati i morti durante quel periodo, che sono state 4.500 vittime. In più ci ha detto che noi facciamo pochi rimpatri. Peccato che anche su questo lo possiamo smentire, perché il record dei rimpatri lo ha fatto proprio il ministro Salvini nel 2019, di fatto con quasi 8.000 rimpatri, e nel 2025 abbiamo fatto 6.000 rimpatri non volontari e 800 di quelli volontari. Abbiamo fatto il doppio di quello che ha fatto lo Lamorgese nel 2022. Questi sono dati, non sono frottole come qualcuno è abituato a dare da intendere. Un'altra questione che riguarda l'intervento che ho appena ascoltato da parte del collega Cataldi. Ebbene, collega Cataldi, se lei aveva così a cuore il tema della violenza sessuale, aveva tutta la possibilità di presentare emendamenti al decreto sicurezza. Peccato che non ce n'è nemmeno uno di questi emendamenti, quindi non ci venga a fare delle storie, dare delle lezioni.
Noi qui oggi parliamo del decreto sicurezza e anche su questo si è mistificato, perché si è detto, in modo particolare l'ha detto l'opposizione, che il decreto sicurezza è stato fatto in vista del referendum. Non è così, perché il decreto sicurezza nasce in un contesto ben diverso di quello politico, nasce da un contesto drammatico. La sua origine nasce purtroppo da quello che è stato l'omicidio di uno studente nella città di La Spezia. Un episodio che non può e non deve essere ridotto a una semplice statistica, perché dietro a quel fatto ci sono una famiglia distrutta, una comunità ferita e una domanda di giustizia che non può restare inascoltata. È proprio da quella richiesta di giustizia espressa con forza dai familiari della vittima che nasce l'esigenza di intervenire attraverso questo decreto. Una richiesta fatta direttamente in prefettura alla Spezia dai parenti del ragazzo ucciso al ministro Valditara, dove tra l'altro ero anche io presente. E la richiesta era questa: una legge subito, prima che ci siano altre vittime, non domani, non dopo 3 o 4 vittime, ma subito. E quindi si è trattato non di cavalcare un'emozione, ma di assumersi la responsabilità di evitare che tragedie simili possano ripetersi. E il decreto sicurezza si inserisce quindi in questa prospettiva: prevenire, intervenire, proteggere. L'opposizione in questa falsa narrazione ha criticato gli altri decreti sicurezza che sono stati emanati e in modo particolare ha criticato il decreto Caivano, sostenendo che di fatto è risultato inefficace. Ebbene, anche qui siete sfortunati, perché proprio dati recenti cosa dicono? Che di fatto il decreto Caivano, che ricordiamo perché cosa era nato il decreto Caivano, era nato per la violenza sessuale subita da 2 bambine di 10 e 12 anni da parte di un gruppo che vedeva al proprio interno 6 minori. E tra le misure del decreto Caivano vi erano interventi contro la dispersione scolastica e norme più rigide sulla responsabilità genitoriale riguardo l'abbandono scolastico. Ebbene, i dati riportati qualche giorno fa dall'Istat mostrano come nel 2025 la dispersione scolastica sia scesa all'8,2%, un risultato mai raggiunto prima. E di fatto in un colpo solo è stato raggiunto sia il target del PNRR, sia quello che è l'obiettivo dell'Agenda 2030, ma questo anticipandolo di 5 anni. Quindi abbiamo invertito una tendenza rispetto al precedente passato, che vede ad esempio nel 2020, quando al governo c'erano quelli che oggi ci danno lezioni, perché nel 2020 c'era il governo giallo-rosso, gli stessi che ci danno ogni giorno lezioni su più temi. Ecco, di fatto in quel periodo il traguardo è stato mancato di oltre 4 punti. Quindi lezioni anche in questo contesto non ne accettiamo. Che dire, i risultati lo sappiamo bene che di fatto non risolvono completamente il problema, ma ci danno indicazioni che la direzione intrapresa è quella giusta. Tornando al decreto sicurezza, abbiamo sentito le accuse più disparate a riguardo: liberticida, repressivo, inefficace. Anche sull'inefficacia, volutamente si è fatto passare un messaggio sbagliato. Il decreto è ancora in fase di conversione e in questo periodo, per prudenza, si tende ad applicare la normativa precedente, anche per evitare modifiche che potrebbero intervenire durante l'iter parlamentare. Si è voluto attaccare un intervento normativo che intende arrivare a quei fenomeni criminali legati ai giovani e in modo particolare ai giovanissimi, un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto caratteristiche nuove, preoccupanti, perché non si tratta più solo di episodi isolati, ma di dinamiche sociali che affondano le radici nel disagio, nella mancanza di punti di riferimento, nella fragilità di contesti familiari e territoriali. E per fare questo però è anche necessario avere il coraggio di fare un bilancio di quelle che sono state le politiche del passato e assumersi le proprie responsabilità.
Per troppo tempo si è pensato che fosse possibile affrontare determinati fenomeni senza responsabilità chiare, con un approccio spesso permissivo che ha finito per indebolire il senso delle regole. In alcuni casi si è trasmesso il messaggio che determinate azioni non avessero conseguenze concrete. Quando viene meno il principio di responsabilità, inevitabilmente si crea un vuoto che può essere riempito solo da comportamenti devianti. Allo stesso tempo si è progressivamente caricato il sistema scolastico di compiti che non possono e non devono sostituire il ruolo fondamentale della famiglia. La scuola è un pilastro educativo essenziale, sì, ma non può essere lasciata da sola a gestire situazioni che richiedono un'alleanza educativa più ampia. Questo squilibrio ha contribuito a generare difficoltà, disorientamento e in alcuni contesti una perdita di punti di riferimento per molti giovani. È proprio da questa consapevolezza che nasce l'esigenza di un cambio di approccio, ristabilire un equilibrio tra diritti e doveri, tra libertà e responsabilità, tra scuola, famiglia e istituzioni. E il dibattito su questi temi dovrebbe essere guidato dai fatti e non dalle strumentalizzazioni. È legittimo e ci mancherebbe avere opinioni diverse. È giusto discutere, confrontarsi, ma è fondamentale partire da una base comune di verità. E ahimè, la base di verità non è quella da cui è partita l'opposizione. Abbiamo avuto in merito all'articolo 4, in modo particolare dai 5 Stelle, in modo particolare dai VS, che hanno denunciato che con l'introduzione del Daspo avremo perquisizioni, fermi, accompagnamento in questura, facendo praticamente, secondo loro, un uso illegittimo del diritto penale, con il fine di avere un controllo politico. E su questa scia, ripeto, anche il AVS, di fatto contestando che l'impostazione delle norme sulle cosiddette zone rosse amplierebbero il potere di allontanare persone da determinate aree sulla base di presupposti vaghi con valutazioni discrezionali, andando a colpire un certo tipo di persone. Direi che è opportuno spiegare invece a chi eventualmente ci ascolta qual è il contenuto dell'articolo 4. Con l'articolo 4 viene introdotta la possibilità per il prefetto di individuare specifiche zone urbane ad alta criminalità da cui allontanare soggetti denunciati per una serie di reati che pongano in essere condotte pericolose. Il messaggio che invece è stato volutamente fatto passare che noi attraverso questa modifica avremo allontanato gli immigrati, lo scià, chi chiede l'elemosina e non solo. Noi invece diciamo che chi mette in pericolo la sicurezza pensando di poterlo fare in modo impunito non è gradito, semplicemente diciamo questo. L'altra accusa poi sempre da parte di AVS riguarda l'estensione dell'arresto in flagranza differita sulla base di immagini e documenti, poiché amplierebbe in modo significativo il potere delle forze di polizia al fine di bloccare il dissenso. Ma forse le immagini con le aggressioni nelle manifestazioni dei vari centri sociali, le immagini di devastazione che abbiamo visto, non dicono che proprio a garanzia di chi vuol manifestare pacificamente occorre andare ad individuare chi è autore di quei gesti? Le immagini del poliziotto preso a martellate non dicono che è ora di mettere un freno a tutto questo? Oppure per voi chi usa il martello è solamente da individuare come candidato alla prossima tornata elettorale? Perché è di questo che stiamo parlando. Di fermare chi usa le manifestazioni per usare violenza, impedendo a chi vuol farlo pacificamente di poterlo fare in sicurezza, collega Magni. Concludendo, Presidente, un'altra critica che è stata fatta è sull'articolo 28, sostenendo che in merito all'istituto della libertà vigilata noi andremmo a creare un trattamento differente tra immigrati e cittadini italiani, effettuando di fatto un ricatto personale per lo straniero che non coopera per la propria identificazione. Ricordo che l'istituto della libertà vigilata è un beneficio che viene concesso ai detenuti meritevoli per buona condotta e partecipazione all'opera di rieducazione e prevede uno sconto di pena. Se un detenuto straniero non collabora per dire chi è, da dove proviene e se magari ha già alle spalle delle condanne, credo che non abbia i requisiti richiesti per avere uno sconto di pena. Concluda. Con i cittadini italiani mi sembra un'offesa all'intelligenza delle persone. Quindi, concludendo, Presidente, questo è un decreto che ci è stato richiesto in un momento di forte emotività, sì,
ma do le risposte a quella che è una richiesta di sicurezza. Quindi anticipo il voto favorevole del gruppo della Lega, ringraziando nuovamente i sottosegretari che sono qui in aula, Molteni e Ostellari, che hanno seguito il provvedimento in aula. Grazie. In questo contesto non ringrazio le opposizioni perché hanno fatto di tutto per rallentare il provvedimento, e quanto accaduto a Massa, forse se il decreto fosse stato in vigore prima magari lo avremmo potuto anche evitare. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Non sono qui per rispondere alle vostre domande, ma per far sì che ve ne poniate delle altre. Credo di averne bisogno come di carburante, con l'angoscia di sapere a guardarmi le spalle. Come la penna, l'inchiostro sul foglio, rincorro il mio mostro e lo spoglio, lo riconosco e rivoglio il mio sogno. Cambiare idea non farà mai di me uno stronzo, almeno finché mi connetterà col prossimo. E chi lo sa che cosa voglio dalle mie parole, se prima ancora di uscire sono già contraddittorie. Non so che farmene delle polemiche, le storie le scrivo al massimo per smaltire tutte ste scorie. Non sono nato per piacervi né rassicurarvi, non sono un esempio, sono il peggiore che immagini. Non sono nato per piacervi né rassicurarvi, non sono un esempio, sono il peggiore che... Dico le cose ma mica le cambio, sono immortale se canto. Non puoi scalfire o consumare il mio smalto, quindi cos'è che vuoi? Dico le cose ma mica le cambio, sono immortale se canto. Se nella quotidianità ogni giorno è tale e quale a quello precedente e quello dopo uguale, non ti viene il dubbio che qualcuno ti voglia fregare come ad una bestia sulla giostra costretta a girare. Ci hai mai pensato sul serio, corri restando fermo? Non vai né avanti né indietro da quanto ormai sei sveglio. Per abbracciare una causa che non comprendi, prova a guardarti intorno che c'è un mondo se scegli. Ma se davvero preferisci far finta di non capire il tuo ruolo nell'ingranaggio, almeno non venirmi a dire come devo comportarmi, come vivere o morire. I tuoi ideali da strapazzo sono ipocrisia da bandire. Non sono nato per piacervi né rassicurarvi, non sono un esempio, sono il peggiore che immagini. Non sono nato per piacervi né rassicurarvi, non sono un esempio, sono il peggiore che... Dico le cose ma mica le cambio, sono immortale se canto. Non puoi scalfire o consumare il mio smalto, quindi cos'è che vuoi? Dico le cose ma mica le cambio, sono immortale se canto. Non puoi scalfire o consumare il mio smalto, quindi cos'è che vuoi? Dico le cose ma mica le cambio, sono immortale se canto. Senti come pompa, oh! Sappiamo essere anche cattivi su queste frequenze. Senti come pompa Mattia Ferretti, in arte Ferretti. Questo pezzo si chiama Immortale. Lui ha 28 anni, arriva dalle Marche, dalla provincia di Macerata. Formazione teatrale, rivendica la parola come senso di resistenza e di responsabilità. Ma tutto è partito dal rap e si sente. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
E vai, ancora il buongiorno da Sammy Varin. Qualcuno vuole andare in diretta? Oh, se avete qualcosa da dire io sono qua. Chiamate 0292947222. La seconda parte della nostra controinformazione è inventata anche per dare a voi la parola, anche tramite WhatsApp al 3406709 se mi avete scritto di buon mattino richiedendo la canzoncina, quella sulla manifestazione della Lega di sabato scorso, padroni a casa nostra, controllate sul telefonino perché probabilmente l'avete ricevuta. Chiaro che oltre alla canzoncina vi spedisco anche il video, un bellissimo ricordo per tutti quelli che hanno partecipato alla manifestazione, ma anche per quelli che volevano venire ma per questo o quell'altro motivo non sono venuti, e naturalmente è una cosina carina da spedire al vostro vicino di casa comunista o magari peggio ancora di Forza Italia. Sto scherzando. Il sito dell'ANSA ci dà speranza, apre con il giorno dei nuovi negoziati Stati Uniti-Iran. Una petroliera di Teheran ha violato il blocco USA, fatto sta che oggi in Pakistan il secondo round di colloqui sarà lungo e difficoltoso. Recuperare tutto l'uranio. Vance dovrebbe partire nel pomeriggio per Islamabad. Khamenei avrebbe autorizzato la delegazione iraniana ad andare, quindi qualcosa si muove. Non si muove niente invece sul fronte rimpatri, così lo chiama anche lo spinoso confronto che abbiamo in questo momento alla Camera. D'altronde quel decreto deve essere portato avanti entro il 25, bisogna approvarlo. C'è dentro il compenso per gli avvocati che convincono l'immigrato a ritornare nel proprio paese, perché qui non può fare niente se non in qualche modo poi entrare nel brutto mondo della malavita. Bisognerà togliere questa postilla e succederà certamente nei prossimi giorni al primo Consiglio dei Ministri, ma intanto bisogna mandarlo avanti così com'è. Infatti ANSA scrive: rimpatri, in arrivo un nuovo decreto per abrogare gli incentivi agli avvocati. Alto là del Colle sul decreto sicurezza, spunta un emendamento, poi il dietrofront. Fatto sta, insomma, che l'avvocato lo pagheremo, perché siamo sempre noi chiaramente che glielo paghiamo, solo per fare in modo che l'immigrato clandestino rimanga sul nostro territorio. Quindi un po' una beffa, ma così vogliono dall'alto e così naturalmente dice la nostra Costituzione. Appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio, mentre certamente ringraziate, ma ci mancherebbe altro, di questo bellissimo video ricordo che vi sto inviando. Sono belle cose, ripeto, anche perché abbiamo fatto una bellissima squadra sabato scorso in centro Milano e parlarvi in Piazza Duomo è stato un grandissimo onore da quel palco e soprattutto da quella piazza. Dicevo, appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio stanno riprendendo pian piano e posso già dirvi che a Lecco si vota, sì, elezioni comunali 24 e 25 maggio. Riusciremo a riportare Lecco sulla retta via? Ce la faremo? Sabato 25 aprile, gazebo della Lega in via Roma dalle 9 alle 13. Domenica 26, sempre dalle 9 alle 13 in via Roma. Più avanti, sabato 2 maggio, piazza 20 settembre dalle 9 alle 13. Domenica 3 maggio, sempre dalle 9 alle 13 in piazza 20 settembre. E poi chiaramente si va avanti ogni weekend, sabato 9 maggio, domenica 10 maggio, il 16, il 17 anche in piazza Garibaldi. Se siete di Lecco è il caso di partecipare a questi eventi, anche perché poi arrivano personaggi interessanti che è bello conoscere, ma anche è bello ascoltare. Ad esempio 4 maggio ore 18:30 aperitivo con Alessandro Fermi, assessore regionale università e ricerca. 8 maggio ore 13 incontro con il ministro Giorgetti, sarà a Lecco presso l'Hangar Manzoni.
Il 16 maggio la mattina arriva il ministro Locatelli presso Palazzo Falck, il 21 maggio la chiusura della campagna elettorale con il ministro Calderoli e il presidente Fontana. Quindi se siete di Lecco o se siete in zona, fateci un giro, c'è bella gente, ma soprattutto ragazzi bisogna portare avanti la buona politica perché Lecco davvero ne ha bisogno. Tra gli appuntamenti da non scordare, lunedì 4 maggio alle 20:45, qui siamo invece a Cavaria con Premezzo, a 2 passi da Varese ma anche da Cassano Magnago, siamo in provincia di Varese, all'Auditorium Fermi 400, Lombardia, grande terra mia, safety e salute, protezione civile, soccorritori, emergenza, urgenza e vigili del fuoco incontreranno Guido Bertolaso, assessore al welfare in Regione Lombardia. Appuntamento per lunedì 4 maggio alle 20:45 a Cavaria con Premezzo, Varese, Auditorium in via Fermi 400. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Future, as everyone knows, is where we're gonna be spending the rest of our life. Who said the future is close? Never saw the promise in her eyes. Liberty, and I'm running my mouth off is not poetry, and I'm running my mouth off again. Sarina, Sarina, she's the son of the future, playing in my mind. Gotta know, gotta find a way to get to her. She's holding up a sign. Sarina, Sarina, she's the son of the future. Picture heaven's closed. All the classroom prophets gone to ground. Schoolgirl says everyone knows. Love is a verb and not a noun. Or so it seems. It has me running my mouth off. It's not poetry, but I'm running my mouth off.
never forget. Sarina, Sarina, she's the sign of the future. Playing in my mind, gotta know, gotta find a way to get to her. Holding up her side. Sarina, Sarina, she's the sign of the future. Sarina, Sarina, she's the sign of the future. Playing in my mind, gotta know, gotta find a way to get to her. She's holding up her side. Sarina, Sarina, she's the sign of the future. È chiaro che se esce un EP a sorpresa degli U2, che faccio finta di niente. Song of the Future, signori, è l'EP a sorpresa, è dedicato alla studentessa iraniana Sarina, simbolo della ribellione al regime. Trovate tutto quanto su internet, questa Song of the Future e Day of Ash, il nuovo album degli U2. A proposito di futuro, di comunicazione, facciamo qualche minuto con una persona che ha scritto un libro interessantissimo che ti mette voglia di leggerlo, perché stiamo vivendo dei cambiamenti incredibili sul fronte comunicazione, alcuni che si vedono e ce ne accorgiamo, altri che si vedono un po' meno. Dopodomani, giovedì, approderà anche alla sala stampa della Camera dei Deputati questo saggio, un saggio sui codici visivi della comunicazione nell'era dell'intelligenza artificiale. Cosa mai vi sto raccontando? Abbiamo con noi Giulia Aloisio Rafaiani. Ciao Giulia! Ciao, buongiorno, come state? Bene, grazie. È sempre molto molto curiosi delle cose strane che accadono, soprattutto di quelle magari meno visibili, e poi però quando le vedi per un attimo dici cacchio, però è vero, non ci avevo pensato. Allora sta ottenendo un bel successo e mi fa piacere questo tuo libretto che si chiama libretto, perché è una roba piccolina che vi portate in treno tranquillamente, non sono quei libroni della miseria pesanti. Vestire le parole, codici visivi e culturali tra comunicazione e moda. Signori, un saggio che indaga il legame tra moda e comunicazione. Questo può essere utile anche per approfondire chi sta studiando le teorie sociologiche su cui si basano le scienze della comunicazione, ad esempio. In poche parole, signori, per parlare al contadino, siamo un po' tutti contadini, almeno ci piacerebbe esserlo, per capire chi siamo basta aprire il nostro guardaroba. Signori, attenzione, Giulia Aloisio adesso ci spiega questa cosa. È vero, Giulia? Cioè io apro, e io c'ho un po' di paura in questo momento, apro il guardaroba di Sammy Varin e capisco davvero chi sono. Giulia, raccontaci. Allora, magari su questo poi possiamo anche fare una bella puntata sul tuo guardaroba e lo raccontiamo. Ecco, ho paura, no!
No, secondo me da un lato sì, nel senso che sarà un luogo comune, però l'abito fa il monaco, l'abito continua a fare il monaco. E quello che io ho cercato di raccontare in questo libretto, che come giustamente sottolineato è corto anche per non annoiare troppo chi sceglierà di leggerlo, è come questo legame tra l'immagine e la comunicazione sia non una novità antropologica, ma una cosa storica che abbiamo visto dalla Rivoluzione francese al movimento delle suffragette, ai più recenti movimenti di protesta negli Stati Uniti, in Iran o nella primavera araba. Insomma, è una cosa che noi abbiamo sempre visto e sempre studiato, ma il problema è che la comunicazione è cambiata. Ed è cambiata radicalmente negli ultimi 2 decenni a una velocità inaspettata. Cosa cambia? Quindi nella moda ci sono gli stessi cambiamenti? Sì, perché si sono creati dei concetti nuovi come quello del fast fashion, Zara prima di tutti per esempio. Fast fashion, fast content, quindi moda rapida, social media, dobbiamo essere sempre più immediati nel modo che comunichiamo e soprattutto l'immagine resta su internet, diventa virale in pochi minuti, quindi ha un peso anche molto diverso rispetto al passato oggi, c'è un'attenzione decisamente più alta. Allora, attenzione, non è che adesso dovete chiudervi in casa perché dite, oh cacchio, adesso come mi vesto, chissà cosa penseranno. Il bello è essere sempre noi stessi, ma dovete sapere che trasmettete comunque un segnale in questo modo. Mi viene in mente, ad esempio, non c'entra niente, no, c'entra come, Giulia. Allora, il motivo per cui mia moglie si è innamorata di me, e lo posso dire che apertamente, era perché quel giorno che ci siamo incontrati, lei era una mia ascoltatrice chiaramente e tutte le mie fidanzate sono state mie ascoltatrici, perché quando siamo incrociati io vestivo con calzari francescani, era estate d'altronde, faceva un caldo della miseria, sono andato all'appuntamento con questi calzari e si è innamorata, non so, dei miei piedi, non capisco, però l'avevo colpita per questa cosa, perché per me, e come dicevi tu, l'abito non fa il monaco, però forse avevo anche questo charme. Sto ridendo, ma questo per dirvi che a volte non ci si pensa, ma oggi più che mai, visto che siamo su tutti i social, una fotografia può cambiare completamente l'idea di voi, e ve lo dice la Giulia, che è professionista della comunicazione con un percorso internazionale pazzesco tra istituzioni, aziende, consulenze. Però adesso voglio qualche esempio. Allora, ho letto il tuo libro, ho letto che tra le immagini che citi c'è anche quella di Greta Thunberg, che l'ha rifiutata la moda, cioè il suo rifiuto della moda ha fatto più tendenza della moda stessa. Infatti la Greta ce la ricordiamo sempre abbastanza, insomma, sì, la prima cosa che metto, trasandata, un rifiuto in tutti i sensi, che però è la sua personalità anche, o no? Esatto, ed è quello che evidentemente serviva in quel momento per mandare quel determinato messaggio, perché veramente oggi, secondo me, almeno la mia generazione, forse i più giovani no, però quando pensa a giovani e sostenibilità pensa alle treccine di Greta, perché è stata un'immagine talmente ripetuta anche, oltre che talmente forte, che l'abbiamo un po' identificata con questo personaggio. E tu parlavi dei calzari francescani, ma tu pensa ad esempio, sempre nel concetto di antimoda in un certo senso, il successo pazzesco che hanno avuto le Birkenstock, per esempio, che non sono scarpe pazzesche, ma evidentemente mandavano un messaggio un po' come quello che mandava Greta, cioè non mi interessa, voglio esprimere che non mi interessa, voglio esprimere che sono sostenibile, che ci tengo di più alla comodità, alla sostenibilità e quant'altro. Greta sicuramente è un emblema di questo, ma lo sono anche poi tutti i brand che hanno seguito la scia di Greta. In primo luogo Patagonia, che ha fatto quella campagna pazzesca qualche anno fa della giacca dicendo "Don't buy this jacket", perché c'era la crisi economica e tutti sono corsi subito ovviamente a comprare la giacca. Oppure oggi vediamo tutti in giro con le Solomon, che sono scarpe da trekking in realtà, ma se le mettono tutti per andare in giro in centro a Milano, a Roma, perché vogliono mostrare, ostentare questo contatto con la natura. Ecco, tutto questo è un po' un figlio di un movimento verso il green, verso la sostenibilità, eccetera, che si esprime anche con dei codici della moda.
Guarda che è simpaticissimo, questo libro. Segnate giù: Vestire le parole, codici visivi e culturali tra comunicazione e moda, Giulia Aloisio Rafaiani. Ce n'è per tutti, ci sono le scarpe di Papa Francesco, ad esempio, anche quelle hanno comunicato qualcosa, è vero? Certo, un grande gesto di rottura, un enorme gesto di rottura rispetto al passato, quindi hanno comunicato più di tanti altri simboli del papato. Che robe. E poi diventando più ancora eleganti che mai, raffinati, la macchina del caffè, l'esempio di Nespresso, Sì. che ha trasformato un oggettino domestico che quasi bisogna nasconderlo perché, ma dai, è sempre stato brutto, in una cosa brutto. bella, lussuosa, è vero? Sì, ma come ha fatto Nespresso hanno fatto anche per esempio Dyson, sia con gli Urca. aspirapolveri, sia con le piastre per i capelli, oppure lo ha fatto Tecnogym che ha trasformato gli attrezzi da palestra brutti che la gente nascondeva, anzi di solito si compravano anche quelli pieghevoli, sai, quelli che puoi nascondere sotto il divano per non farli vedere, li ha trasformati in un qualcosa di arredamento, in un oggetto che fa arredamento. E sia Nespresso, sia Dyson, sia Tecnogym, ma anche Apple in un certo senso, seppur diverso perché dice anche l'elemento tecnologico che è centrale, eccetera, perché sono stati vincenti? Non solo perché hanno trasformato il brutto in un qualcosa da ostentare, di bello, ma perché sono riusciti con i loro oggetti a creare community. Cioè, Tecnogym per esempio ha una community pazzesca online che segue le classi proposte da Tecnogym online, che si rincontra, si ritrova, e la stessa cosa Nespresso, che ha fatto il club Nespresso. Quindi sono stati bravissimi nell'utilizzare un oggetto per non solo mandare un messaggio, ma creare una community intorno alla funzione dell'oggetto. Capite, signori? E scommetto che mentre parlava la Giulia vi venivano in mente tanti altri esempi che troverete su questo libro, che si può tranquillamente ordinare su Amazon, ma è bello anche essere alla presentazione che Giulia fa un po' in giro per l'Italia. Ma non è che c'è soltanto una sequela di esempi, ci sono anche meditazioni su questo fronte, come dicevo prima, riservate a chi non ne capisce niente, ma anche a chi sta studiando la comunicazione, ed è importante seguire anche questo tipo di comunicazione, capire. Mi viene in mente ancora la cosa di Chiara Ferragni e degli altri influencer, che non sono più percepiti come persone, ma come sistemi di disegni, di brand, di mondi narrativi che a volte, io immagino, e forse lo spero, sono distanti anni luce dalla loro vita privata, ma a noi appaiono in questo modo e noi li amiamo, li ricerchiamo, abbiamo bisogno di voi perché di loro, perché vorremmo essere come loro, anche se poi magari loro non sono così. Però il lavaggio del cervello c'è, però in qualche modo ci hanno influenzato, è vero? Ci hanno influenzato e adesso vediamo cosa succederà, perché stavo leggendo e ne parlo un po' nel mio libro, anche se quando l'ho scritto era un fenomeno un po' più agli albori, nonostante siano passati solo 6 mesi, era più agli albori rispetto a oggi. Il mercato sta cambiando perché i grandi brand scelgono gli influencer creati con l'intelligenza artificiale, perché costano di meno, hanno meno vincoli e possono utilizzarli quanto vogliono senza limite di immagine. Quindi questo sta creando un problema per il mercato degli influencer, perché devono diventare più competitivi in termini economici, rinnovare la loro offerta, offrire un valore aggiunto rispetto a quello che l'AI può offrire. E quindi qua si applica anche al mondo della comunicazione, dei media, eccetera. Bisogna riscoprire anche un po' il pensiero critico. Ecco, proprio questo che ti volevo chiedere alla fine, la domanda più difficile: qual è la lezione che dobbiamo trarre da questo libro? Che è chiaro, ve lo dovete leggere, se no, se ve lo raccontiamo tutto quanto non c'è più gusto. Vestire le parole, codici visivi e culturali tra comunicazione e moda, di Giulia Aloisio Rafaiani. Quale lezione dobbiamo trarre? Dobbiamo stare attenti a che cosa? Oppure, come dicevo in apertura, dobbiamo soltanto essere noi stessi e trasmettere quello che trasmettiamo con il nostro corpo, con il nostro modo di vestire, con le nostre battute, cercando
ma mica diventando matti, di lasciare un ricordo nelle persone che incontriamo, perché a volte basta soltanto un'occhiata, un modo di sorridere e già con quello Esatto. comunichi un codice, lasci un Immagine anche imprinting. questo, certo. È vero. Non è solo moda, è immagine in senso più ampio. Tutto quello che tu dici è estremamente corretto, anche perché oggi c'è un bisogno pazzesco di autenticità. Ne hanno bisogno le aziende, ne hanno bisogno le istituzioni, ne hanno bisogno le persone, perché è talmente pieno di fake, deepfake delle AI, repliche, che c'è bisogno di grande autenticità. Quindi essere fedeli a se stessi, a ciò che si vuole trasmettere, è sicuramente la chiave migliore. Una lezione in poche parole è che oggi noi non guardiamo l'immagine, la leggiamo, quindi per questo bisogna stare estremamente attenti, secondo me. L'immagine è diventata la lettura. Guardate che è un pigiare il segnale d'allarme importante, secondo me, questo libro di Giulia, e probabilmente ve ne renderete conto col passare del tempo e magari ricorderete queste 4 chiacchiere che abbiamo fatto, ma è meglio pensarci prima, e quindi magari, perché no, se c'è in ballo un compleanno o un qualche anniversario, ritrovare questo libro, Vestire le parole, di Giulia Oppure Aloisio. chiamate me e Sammy e vi diamo qualche consiglio. Può essere un'idea, ad esempio, seguirti su Facciamo un Instagram. nuovo business. Giulia, un grande piacere, volentieri, guarda, e se ti va ogni tanto, anzi mi fai un whatsappino se c'è un qualche cosa che ti piacerebbe commentare. Sai che la nostra radio è una radio dove si parla molto, si chiacchiera molto, si cercano voci fuori dal coro, di chi ha coraggio di parlare senza censura, senza pensare oddio e dopo cosa dicono gli altri. Cerchiamo di capire insieme la realtà, e qualcosa mi dice che tu ce la puoi spiegare molto bene. Dai, ci risentiamo, ti va? Grazie mille, è stato un grande piacere. A presto, ciao. Buona giornata, ciao. Tu sei buono e ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai. Tu sei ricco e ti tirano le pietre, non sei ricco e ti tirano le pietre. Al mondo non c'è mai qualcosa che gli va, e pietre prenderai senza pietà, e così sarà finché vivrai, sarà così. Se lavori ti tirano le pietre, non fai niente e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, capire tu non puoi se bene o male quello che tu fai. Tu sei bello e ti tirano le pietre, tu sei brutto e ti tirano le pietre. E il giorno che vorrai difenderti vedrai che tante pietre in faccia prenderai, e così sarà finché vivrai, sarà così. E così sarà finché vivrai, sarà così. A proposito di codici, abbiamo parlato di codici prima, codici visivi, culturali. Se vi siete visti questo video in radiovisione, Pietre di Giampieretti, la grande musica del passato, impossibile da cancellare, che fa parte ancora dei nostri codici, anche se siamo nel 2026, la potrete rivivere questo venerdì,
24 aprile, ore 21 a Gallarate in provincia di Varese. Non potevo ricordarvelo meglio chiamando l'organizzatore, l'ideatore, il presentatore di questa serata revival che si chiama I migliori anni, Gianfranco Mulas. Grazie, ciao, buongiorno a tutti, grazie Sammy della tua cortese telefonata. Ma è una telefonata più che interessata, perché sono canzoni immortali, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90, ma questa è sempre roba buona, ragazzi, che non tramonta mai. È l'idea di essere in un teatro, al Teatro delle Arti di Gallarate in provincia di Varese, a rivedere questi grandissimi artisti sul palco che poi scendono giù, ti danno la mano, ti fanno l'autografo. Ragazzi, è un'occasione veramente unica, a 2 passi da Varese, ma anche da Milano, a Gallarate questa venerdì alle ore 21, 24 aprile. Ragazzi miei, chi è libero ci deve essere. Come mai questa decisione? Cioè tu Gianfranco hai percepito, visto che non è la prima festa anni 60 che organizzi, hai percepito che c'è veramente un desiderio di questo tipo di musica anni 60, 70, 80 nei giovani e nei meno giovani, cioè un qualcosa di intramontabile che è insito ancora nella nostra vita? Sì, è vero, c'è tanta voglia di musica, ma di musica quella vera. E la musica vera la trovi negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80 e anche parte degli anni 90, perché dopo la vera e propria musica, quella che hanno suonato e cantato in tutto il mondo, purtroppo non c'è più adesso. Noi abbiamo una musica oppure delle canzonette belle per il momento, ma io le definisco tra virgolette usa e getta, no? Nel senso che fanno parte di quel momento e poi questa canzone viene dimenticata da tutti. Tu pensa che ancora oggi il mondo, una canzone di Jimmy Fontana, pensa che ancora oggi la cantano tutti, è stato un grande successo del 1965, l'hanno cantata tutti in tutto il mondo, ma non solo quella, ma tante altre canzoni italiane. Oggi una canzone che noi magari abbiamo sentito anche recentemente al Festival di Sanremo, magari già di qualcuna ci siamo già dimenticati, no? Di qualcuna. Quindi qui il 24 vediamo e ascoltiamo veramente la grande musica, la grande canzone degli anni 60-70. C'è Iva Zanicchi che canta appunto, che ci ricorda quegli anni. C'è Malla, Gian Pieretti, che tu prima hai fatto sentire Pietre, grande successo con Antoine al Festival di Sanremo, Donatello, Io mi fermo qui, con un altro brano cantato sempre a Sanremo in coppia con i Dick Dicks, Santino Rocchetti, I miei giorni felici, Divina, cantato sempre a Sanremo. Quindi, e poi c'è il grande artista Claudio Daiano, che ha scritto tantissime canzoni. Ricordiamo tra i tanti l'Isola di Wide, Sei bellissima, cantata da Rosanna Bertè, Un pugno di sabbia, cantata da Nomani, e poi c'è l'altra che ha scritto anche a Iva Zanicchi, a Silvia Cinguetti, eccetera eccetera. Poi la sera abbiamo questa soprano veramente molto ma molto brava, che è la Svetlana Kassiotova, che aprirà proprio la serata con il mondo, pensa, con il mondo, e quindi prepariamoci, perché sentiremo veramente la pelle d'oca quando canterà questo brano. E poi c'è Tony Ray, che è un giovane, lo definisco giovane, ma è molto grintoso, ha una bella voce potente, particolare, canterà Elvis Presley, Frank Sinatra, farà delle canzoni comunque di alta categoria, insomma, per intenderci. Quindi la serata ha, diciamo, un sapore del passato, ma vissuto nel presente, quindi aspettiamoci tutto e godiamoci la serata di musica
di canzoni il 24, venerdì prossimo, quindi il 24 aprile. Oh ragazzi, questa è veramente una bellissima occasione, un viaggio nel tempo, restando con i piedi ben piazzati nel 2026, è un viaggio nel tempo dove dovete portare anche vostro figlio, vostro nipote, perché questi sono pezzi veramente immortali, e come in quell'astronave che portò il piccolo Superman nel nostro paese e che gli insegnava tutto quanto del nostro pianeta, è giusto educare vostro figlio, vostro nipote alla grande musica del passato per qualche ora, e ne uscirà canticchiando magari "Stasera voglio farti un regalo" di Mal, che ancora adesso è un essere da palcoscenico che ti fa un'impressione, dici ma come? Ma questo c'ha 80 anni, ma non ci credo neanche, ma per favore. E Iva Zanicchi, lasciamo stare. Signori, prenotate questo venerdì 24 aprile, ore 21, Teatro delle Arti di Gallarate in provincia di Varese, un viaggio nel tempo a cui non si può mancare. C'è un numero di telefono, lo do io, lo dai tu, lo diamo insieme? Sì, dallo pure tu, non c'è problema, dallo pure tu. Vado, prendete nota, 346 10 53 876, lo ripeto, 346 10 53 876. Chiaro che se volete arrischiarvi di arrivare all'ultimo al Teatro delle Arti di Gallarate venerdì sera ore 21, provate, però attenzione, mi sa che i posticini non ce ne saranno ancora molti, è vero Gianfranco? No, sì, non ce ne sono tanti, però chi vuole arrivare sicuramente magari qualche posto riusciamo a trovarle. Poi se siamo pieni purtroppo no, però insomma in questo momento qualche posticino ancora disponibile c'è. Quindi, dai, bella idea. Se volete rischiare potete venire. Bella idea quella di Gianfranco Mulas. Ricordiamo in chiusura che non c'è soltanto questo evento, i migliori anni, questo venerdì 24 aprile alle ore 21 a Gallarate, ma ne hai combinato un altro che ormai fa storia. Ma ne abbiamo, poi abbiamo il grande evento, veramente devo dire grande, che è il Festival della Canzone Nazionale degli anni 60, 70, 80. Si terrà il 10 di ottobre al Teatro Sociale di Luino, e questo è il grande appuntamento. Quest'anno faremo la terza edizione appunto del festival. Vi do un nome subito nuovo che lo scorso anno non ha partecipato ma che quest'anno partecipa con molto entusiasmo, è Don Bacchi. E quindi abbiamo Don Bacchi, poi ci sono i Dig Dig, Mal, Dario Baldambembo, insomma sono tanti e tanti ancora ne verranno. C'è Giovanna, per chi la ricorda ancora, quindi c'è anche lei quest'anno, quindi abbiamo tanta carne al forno e siamo ancora in fase di lavorazione per preparare il Festival della Canzone Nazionale il 10 di ottobre al Teatro Sociale di Luino. Noi ve lo abbiamo detto, poi non dite che non vi diciamo le cose in anticipo, cominciate già a segnarlo, 10 ottobre in Luino. Grazie davvero Gianfranco Mulas, un grande piacere portare avanti la bella musica del passato. Grazie Sammy, grazie a tutti e ci vediamo venerdì. Grazie a tutti.